Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e del ROS di Palermo hanno eseguito all'alba 10 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale Palermitano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione, compiuta fra Licata, Palma di Montechiaro, Canicattì e tutta la parte orientale dell'Agrigentino, è stata denominata Condor e ha portato alla luce gli appartenenti a un'associazione a delinquere di stampo mafioso dedita al traffico di sostanze stupefacenti e estorsioni ai danni di imprenditori. E rimaniamo nell'Agrigentino, dove questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo la strada statale 115 nel territorio di Montallegro. Lo scontro è avvenuto tra un mezzo pesante e un'auto all'altezza del laghetto Gorgo. Ferito il conducente dell'auto, un uomo di Siculiana, trasportato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. Illeso invece il camionista, che proveniva dalla provincia di Catania. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania con l'accusa di aver abusato di un minorenne migrante orfano giunto recentemente in Italia via mare insieme ad altri migranti ed ora ospitato in un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Gli agenti hanno ricostruito quanto accaduto grazie ai racconti del giovane e di altri testimoni. Pendolari bloccati, collegamenti marittimi ancora interrotti e disagi per la popolazione eoliana. Il maltempo che ha colpito la Sicilia ha messo a dura prova le isole minori e la piccola frazione di Ginostra e Stromboli. Stamane il traghetto ha trasferito nelle isole i pendolari che erano rimasti bloccati a Milazzo, mentre restano ancora al porto gli aliscafi. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.